Stai bene con la giacchetta, sai? La camisa bianca. Appari buono così. E invece buono, delle solite felpette che metti tutte fruate, dai. Ma come guarda fai? che in televisione si vede che c'hanno tutte le ballottine, sai? Ascolta, ho visto un cava pelucchi Bluetooth con l'intelligenza artificiale. Ma no, ma dai, come tu lo funziona? metti nell'almarone, no? Sì, E lui individua le felpe che sono piene di balette e ci va lì e ci cava le ballottine. Mi raccomando, tenere lontano la portata dei tosetti era che se ci cava le ballettine e i tosetti No, è così, no. costa un fiantino tanto, sì, quasi come una Tesla, quindi Porca miseria. secondo me fai meglio a comprarti il maglione nuovo di Balino. Immaginiamo con chi era il telefono, con Zanetti. No. Come no? Ma scusa, no. Assolutamente, Giaro, con un mio amico d'infanzia che ieri ha fatto da testimonio a una coppia che sono convolati a nozze. E di solito lui è uno abbastanza ruseno, diciamo, un tipo casual, sì. Vabbè, casual però non vuol dire ruseno, scusaci. Casual nel senso che si veste a caso, cioè verge l'armadio e prende le robe a caso, anzi secondo me si veste anche a scuro, Sì, non ci mangiava, perché no. sennò non si spiegano i binamenti, scacchi e righe, righe e scacchi. Se lo vede Giorgio Armani, si rivolta nell'atelier. Ieri Zanetti effettivamente era in camicia e giacca e quindi sembrava parlassi con lui perché c'erano le voci sul futuro mister, stanno ricercando un profilo da giacca e cravatta. No, ma guarda, è stata proprio una situazione come succede in stazione, guarda. Cioè, cos'è Una che coincidenza. Ma no! Non era lui, ecco, non era lui. ma ci dica, Giurin Giureglio. sì. Paolo com'è questi giorni? Preoccupato per la prossima partita? Sì, non ci dorme neanche di notte. no? Si beve dei tarbos interi di valeriana. Sì. Si mangia un pacchetto al giorno di caramelle gommose alla camamilla. L'ho cattato un giorno in gabinetto che vedi, sniffava proprio la tutto. melatonina. Capito? Lui al Verona FC ci tiene. Piassedi uno di tiene. No, vabbè, insomma, sì. Ammettiamolo. Sì. Non è né Beppi Guardiola né Giuseppe Mourinho. José. Però lui ci ha messo tutto quello che aveva per il Verona FC. sì, È sempre stato il suo sogno fin da buttino allenare il Verona È FC. vero, Pensa che a casa c'ha dei disegni che aveva fatto ancora all'asilo, dove si vede lui in giacchettina e camisetta bianca, sotto la curva con le mani così, e sulla curva c'è scritto "Volemo che ben anche a Zanetti". Davvero? Io ho detto dai Paolo, mi raccomando, domenica a Empoli fai come quando ti scappa, ma non vuoi andare nei bagni in autogrill. E c'è cosa deve fare? Portala a casa. Portala a casa.